e matrimoni. Via libera all'utilizzo del taser, la pistola ad impulsi elettrici agli agenti di polizia locale. Esulta la maggioranza, ma le opposizioni sono polemiche, protestano anche i sindacati. Incendio di vaste proporzioni nella zona industriale di Torre di Mosto, parzialmente distrutto un capannone, le fiamme bruciano anche 3 furgoni, il rogo domato nella notte dai vigili del fuoco. Schianto fatale tra un'auto ed una moto fra Caposile e la Fossetta lungo la Trevisomara, a perdere la vita un motociclista di 38 anni originario di Roncade. Regione al lavoro per il reperimento dei fondi che permetterebbe un incremento contrattuale ai medici. L'assessore alla salute Lanzarin risponde alle polemiche dei sindacati. Ancora troppo poche le concessioni della Regione, continua la battaglia dei sindaci della Riviera del Brenta e del Milanese sulle nuove schede ospedaliere. Pigozzo, ci sono margini di modifica. Venezia piena di turisti per il lungo ponte tra Pasqua e il 1° maggio, ma per gli albergatori sono state giornate deludenti con prenotazioni al di sotto delle aspettative. Check-up completo e gratuito agli adulti e laboratori didattici per i bambini. Fa tappa in stazione a Venezia il treno della salute allestito dalla QAM e dalla Regione Veneto. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: la polizia locale sarà dotata del taser, la proposta è stata approvata dal Consiglio Comunale, ma non sono mancate le polemiche. Via libera all'utilizzo del taser, la pistola a impulsi elettrici che sarà data in dotazione agli agenti della polizia locale. Il Consiglio Comunale ha dato l'ok ai 6 mesi di prova che partiranno dopo le dovute ore di formazione sull'utilizzo della nuova arma. È una sperimentazione importante che per noi è anche motivo di orgoglio, perché è un riconoscimento comunque di questo corpo di polizia che sta crescendo particolarmente, dopo che 10 questure d'Italia ne hanno fatto e concluso la fase sperimentale proprio giusto nel mese di marzo. 23 i consiglieri a favore, 8 i contrari, un astenuto, e non sono mancate le polemiche. Il sindaco Brugnaro ha attaccato i 5 Stelle, in quel momento assenti, anche se più tardi è arrivata la Visman. Dalle opposizioni poi un monito a occuparsi della sicurezza più che di mezzi repressivi. Fanno confusione appunto tra lo storditore e quello che è il taser, ovvero entrambe scaturiscono un impulso elettrico, ma agiscono in maniera diversa. Quindi parliamo di uno strumento che è atto a fare non repressione ma prevenzione, perché comunque costituisce un deterrente. Critico anche il sindacato. Noi continuiamo a sostenere che questa è un'altra operazione di propaganda per dare l'idea che il corpo di polizia locale non serve a contrastare l'abusivismo edilizio, l'abusivismo commerciale, bed and breakfast abusivi, cioè temi importantissimi per la cittadinanza, ma serve a dare quella forza, quella sicurezza al territorio che dovrebbero invece garantire secondo noi le forze dell'ordine. Il pensiero è giusto rispettarlo, riteniamo che questo sia invece un passo molto avanti e anzi ci auguriamo che al termine di questa sperimentazione, che a nostro avviso sarà molto positiva, uno strumento intermedio che non è letale, che non fa male a nessuno, ma che consente eventualmente, laddove venga appunto usato, di garantire la sicurezza, l'incolumità sia dell'operatore sia delle persone che nel raggio d'azione potrebbero trovarsi, ma soprattutto del movimento, concedendo così all'altro operatore di poter procedere all'arresto. Siamo alla cronaca. Un incendio di vaste proporzioni ha parzialmente distrutto un capannone di un'attività di sistemi automatizzati, elettronici e pneumatici a Torre di Mosto. Secondo un primo bilancio le fiamme hanno bruciato 3 furgoni e danneggiato la struttura. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute intorno alle 21:15 da San Donà a Portogruaro e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 16 operatori hanno circoscritto le fiamme evitando il coinvolgimento dell'intero capannone. Sono in corso ora le operazioni di areazione dei locali e la messa in sicurezza dello stabile. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Durante queste festività si sono registrati diversi incidenti fra il trevigiano ed il veneziano. 6 persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente a Refrontolo. Ieri intanto 2 uomini hanno perso la vita in altrettanti incidenti, un motociclista sulla Treviso Mare e un 66enne pordenonese a Cordignano.
Una situazione del genere in vita mia non l'ho mai provata, cioè trovarci di fronte a una scena del genere ed essere impotenti, non poter fare niente, non lo auguro a nessuno. È ancora scosso questo motociclista che ieri pomeriggio per primo ha prestato soccorso ad Anthony Pavan. Il 38enne di Roncade è rimasto coinvolto in un incidente lungo la Treviso Mare tra Fossette e Caposile. L'uomo racconta di non aver mai dormito stanotte, davanti agli occhi la scena di quei drammatici istanti. Ho frenato perché ho visto la moto scivolare di traverso e sono stato il primo soccorritore ad andare a vedere questo ragazzo. Nello scontro tra la moto guidata da Anthony Pavan e un'auto, il 38enne viene sbalzato dalla sella e finisce rovinosamente a terra. Ha respirato per circa 22-25 minuti, poi è deceduto, però non è morto sul colpo. Ma il 1° maggio ha registrato un altro dramma sulle strade. Poco dopo mezzogiorno a Cordignano un uomo, Gabriele Gobo, 66 anni, di Sacile, ma residente a Caneva, alla guida della sua auto per motivi che dovranno essere chiariti dai carabinieri, è uscito di strada finendo la sua corsa contro un albero. Violentissimo l'impatto. Quando sul posto giungono i sanitari del SUEM, per Gobbo purtroppo non c'è più nulla da fare. Intanto questa mattina, intorno alle 9, un altro incidente a Refrontolo, lungo la strada che da Pieve di Soligo conduce a Conegliano, ha visto coinvolte 2 auto. Nello scontro sono rimaste ferite 6 persone, una di queste in modo gravissimo, ora ricoverato al Cafoncello di Treviso. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM insieme ai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Grave lutto per Ettore Beggiato, ex assessore regionale e personalità di spicco della Liga Veneta e di altri partiti dell'indipendentismo veneto. La figlia Ambra si è spenta la notte del 30 aprile all'ospedale di Padova, dove si trovava a causa di un improvviso malore. Aveva 27 anni. Il funerale sarà celebrato alle 10:30 di sabato a Bastia di Rovolon. La Regione smentisce i sindacati, nessun boicottaggio nell'applicazione dei rinnovi contrattuali, anzi ricerca di maggiori fondi per pagare di più. I sindacati fanno un riferimento al contratto e quindi a un contenzioso che si è restaurato. Non si è restaurato solo con la Regione Veneto, ma tutte le regioni, per cercare di avere più fondi e non prendere fondi invece dal comparto sanitario, che invece servono per le prestazioni sanitarie. Tant'è poi che la Regione ha accantonato per ogni singola USL i soldi per i rinnovi contrattuali, e quindi non è vero che abbiamo né boicottato né ritardato, ma ogni singola USL del Veneto ha accantonato e poi oggi sta sversando anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale dei medici, quindi rimandiamo al mittente ogni considerazione. Palazzo Balbi respinge la polemica messa in atto da alcuni sindacati dell'area sanitaria, secondo cui la Regione si sarebbe adoperata per non far applicare per i dirigenti medici e sanitari l'incremento contrattuale minimo del 3,48% sulle retribuzioni previsto per il pubblico impiego. L'assessore Lanzarin inoltre vuole sottolineare: nel piano sociosanitario abbiamo inserito anche la possibilità di recuperare, ma soprattutto di differenziare la retribuzione, in modo da andare incontro soprattutto al problema che c'è nella montagna, nelle aree più disagiate, i pronto soccorsi, che sappiamo oggi sono i punti e i settori che stanno soffrendo di più. Nel Miranese, sulla riviera del Brenta, continuano a far discutere le nuove schede ospedaliere e le modifiche di questi giorni non convincono ancora i sindaci. Nella città metropolitana di Venezia si è formato un gruppo composto da tutti i 17 sindaci del territorio, servito dagli ospedali di Dolo, Mirano e Noale, che, seppure di colore politico trasversale, marcia compatto in un'unica direzione: rivedere le schede ospedaliere, giudicate penalizzanti nel taglio di posti letto. I primi cittadini hanno manifestato davanti ai propri ospedali e sono stati ricevuti in regione dall'assessore Lanzarin. L'ultimo incontro ha portato a 20 posti letto in più, che si aggiungono ad altri 35 concessi con la prima revisione delle schede, una soluzione che però pare ancora non soddisfacente. A sentire i sindaci no, e in effetti le ragioni di questa insoddisfazione stanno nel fatto che nel tempo è stata ridotta in maniera drastica la quantità dei posti letto disponibili per quel territorio. Il parametro di riferimento regionale e nazionale è 3 posti letto per 1000 abitanti. Se noi andiamo a registrare il parametro di quell'area siamo a 1,8, quindi troppo drastica la riduzione. Ad altre aziende sanitarie protestano i sindaci della conferenza dei primi cittadini della Riviera del Miranese. Non sono stati toccati i posti letto o gliene sono stati aggiunti.
Io credo che la Giunta, nel concludere il percorso dell'atto amministrativo delle schede, potrebbe dare delle risposte che finora con la Commissione non siamo riusciti a ottenere. So che i sindaci si stanno muovendo e quindi spero che ci sia attenzione per una richiesta che non è campanilismo, è legata soprattutto al bisogno quotidiano di quei territori. Ed ora parliamo del lungo ponte del 1° maggio, negli alberghi prenotazioni al di sotto delle aspettative. Una volta, per i meno bravi a scuola, gli esami di riparazione erano a settembre. Gli albergatori veneziani invece rimandano a fine giugno, dopo l'avvio della grande Biennale d'arte, il loro giudizio sull'andamento del turismo in città. Il motivo è chiaro. Il lungo ponte tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio si è concluso nettamente in sordina, con prenotazioni al di sotto delle aspettative. Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, spiega perché. Si conferma un anno complicato, non sta dando le soddisfazioni che ci attendevamo dopo un anno difficile che è stato già il 2018, dopo un anno record del 2017. Ci sono prenotazioni altalenanti all'ultimo momento con prezzi molto bassi, che è la cosa che ci preoccupa di più. Aspettative troppo alte o richieste effettivamente in calo? Il dato certo è che negli alberghi veneziani in questi giorni di festa la percentuale di occupazione si è fermata all'80%, lontani dal tutto esaurito in cui molti speravano. Quindi non è un risultato estremamente positivo per il territorio veneziano e attendiamo la fine di giugno, quando avremo anche gli effetti della Biennale, per capire se quest'anno sarà migliore o se si allineerà a quello che è stato un anno molto difficile, è stato quello del 2018. Gli albergatori stanno analizzando le cause di un bilancio per ora senza grandi entusiasmi. La prima è un'immagine della città a livello internazionale che non aiuta, nel senso che Venezia viene data un'immagine di città poco ospitale e di conseguenza il turista viene visto come un problema e non come un'opportunità. E su questo l'amministrazione sappiamo che si sta adoperando e sta introducendo una serie di misure per migliorare questa immagine a livello internazionale. C'è poi il solito problema degli alberghi che spuntano come funghi. Continue aperture di nuove strutture che fanno esplodere l'offerta in rapporto a una domanda che è più o meno simile negli anni. E a settembre entrerà in vigore per i turisti giornalieri anche il nuovo contributo di accesso alla città, ma su questo gli albergatori sono per il momento ottimisti, dice Minotto. Può essere un'opportunità perché diventerà uno spazio vitale maggiore per quanto riguarda la città e anche per i turisti. Dipenderà molto da come verrà applicato. Noi stiamo collaborando con l'amministrazione per riuscire a trovare il sistema migliore per garantire la fruibilità a quelli che sono gli ospiti nel Comune di Venezia e noi lo vogliamo vedere in questo momento come un'opportunità per migliorare l'offerta turistica veneziana. Una giornata particolare, quella vissuta oggi alla stazione di Santa Lucia di Venezia con l'arrivo del treno della salute. Un'occasione importante che viene data alla comunità, in questo caso appunto di Venezia, per la riflessione appunto sulla propria salute, sugli propri stili di vita, su quello che è il percorso appunto che ciascuno di noi fa durante il viaggio della vita. Temi importanti che con la prima tappa del treno della salute alla stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia si sono trasformati anche in un momento di festa, grazie all'allegria di una jazz band che accoglieva i visitatori e all'entusiasmo dei bambini che hanno partecipato ai laboratori didattici. Il treno della salute è nato da un'idea dei ferrovieri con l'Africa, realizzata dal QAM Medici con l'Africa in collaborazione con tutte le aziende sanitarie venete e il sostegno della regione. Io vorrei sottolineare gli obiettivi, gli slogan di questa iniziativa: conoscere, prevenire, star bene, sali a bordo. Ecco, sono degli slogan importanti di cui tutti noi dobbiamo appunto tenere presente e che sottolineano l'importanza della prevenzione, dell'attività di prevenzione per quanto riguarda la nostra salute. 5 vagoni sono allestiti per una visita completa e gratuita che prevede tra l'altro elettrocardiogramma e controllo di pressione, colesterolo e glicemia, altri per illustrare l'attività del QAM in Sierra Leone.
Questa è la seconda edizione, continuiamo insieme all'assessore Lanzarin e quindi alla sanità che ha stanziato 80.000 euro per questa iniziativa a promuovere la prevenzione in tutto il Veneto usando anche un mezzo di trasporto che raggiunge direttamente le persone. Il treno della salute, che proseguirà per l'appunto nelle stazioni ferroviarie dei principali centri del Veneto, è partito da Venezia, non solo il capoluogo di regione, ma anche una città che non è nuova ad attività di prevenzione in ambito sanitario. Quello della prevenzione è un messaggio che il Comune di Venezia non manca occasione di ricordare, l'importanza della prevenzione, un momento di salute fatto non solo di screening ma di informazioni su tutti i servizi che i dipartimenti di prevenzione del territorio offrono. E allora saliamo a bordo del treno della salute per scoprire quali servizi offre. Prima tappa a Venezia, quindi dal 3 al 5 maggio Padova e a seguire tutti i capoluoghi di provincia del Veneto con l'aggiunta di Portogruaro e Bassano del Grappa. Il treno della salute, allestito dal QAM Medici per l'Africa, con il sostegno della Regione e delle aziende sanitarie venete, porta la prevenzione e la cultura della prevenzione tra i cittadini. 5 i vagoni dedicati a controlli medici per gli adulti. Fanno degli screening, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo, della pressione, dell'elettrocardiogramma e quindi hanno il profilo della propria salute e su quello vengono date delle informazioni preziose su come comportarsi, sui stili di vita salutari, eccetera. Altri vagoni sono dedicati all'attività del QAM in Sierra Leone, dove sono presenti diversi progetti con la Regione Veneto. Una delegazione di consiglieri di Palazzo Ferrofini, capitanati dal presidente Roberto Ciambetti, si è recata in Africa. Ci ha fatto capire come alcune scelte di cooperazione che dal Veneto possono essere utilizzate in sinergia con il QAM possono veramente dare delle risposte a quei territori. Altri vagoni del treno sono invece dedicati ai bambini delle scuole primarie, laboratori che affrontano temi come l'importanza di una corretta alimentazione e dell'attività motoria. C'è anche il coinvolgimento delle scuole, degli insegnanti, quindi i bambini vengono a conoscenza e degli aspetti relativi alla prevenzione e alla buona salute e dall'altro di cosa significhi questo in contesti invece dove i servizi sanitari sono molto più scarsi come l'Africa. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, un flash mob contro la guerra e le discriminazioni andato in scena questa mattina in piazza Ferretto. Non siamo indifferenti. Gli alunni delle scuole Domilani e Silvio Trentin hanno aderito alla manifestazione Scuole in Piazza per la Pace e la Solidarietà e hanno organizzato un flash mob in Piazza Ferretto contro le guerre e ogni forma di violenza e discriminazione. Non siamo indifferenti poi per riconoscere anche che anche se il nostro paese è in pace, altri paesi possono essere in guerra. Per far capire diciamo anche non solo agli alunni ma anche agli adulti che comunque appunto tutte le situazioni che ci sono nel mondo, insomma, crudeli anche. Vogliamo la pace per questi paesi assolutamente, vogliamo che finisca la guerra. A scuola in verità all'inizio impariamo tutte le guerre, però non le comunichiamo mai, di solito in televisione c'è solamente una piccola parte di quelle che ci sono realmente, noi le abbiamo elencate tutte. Non è una cosa umana, perché vedere queste guerre in paesi è una cosa bruttissima e non è accettabile. Ed ora una notizia di cronaca: è stato arrestato un 25enne a Marghera, ha mandato in frantumi la vetrina di un bar colpendola con un tombino, poi è entrato alla ricerca di soldi ma è stato catturato nel giro di pochi minuti. Le pattuglie dei carabinieri sono intervenute in via Rossarolla a Marghera a seguito della segnalazione di alcuni passanti. L'intervento è stato immediato, tanto che i militari hanno trovato il ladro ancora lì nascosto
dietro ad un bancone, è stato quindi fermato ed arrestato. Si tratta di un 25enne di origini moldave. Grande successo della regata organizzata dalla benefica Biribiri in onore di Ettore Pagan. Una grande festa veneziana, ovviamente a remi, con una regata sul Canal Grande, tanta voglia di socializzare, stare insieme e gridare con forza che i veneziani e le loro tradizioni vogliono resistere. Un sole splendido e tanta partecipazione popolare hanno fatto poi da cornice alla mattinata. Questi gli ingredienti il 1° maggio della 9ª edizione della regata mista a remi sul Canal Grande, regata su Pupparini organizzata dall'associazione benefica Biribiri, dedicata alla memoria di Ettore Pagan, socio fondatore e a lungo, fino alla recente scomparsa, presidente della Biribiri, nonché regatante di valore. Partenza dai giardini di Castello, percorso lungo il Canal Grande, arrivo all'altezza della pescheria, con vittoria per Giorgio Sabadin ed Elena Almansi sul Pupparino Marron. È il modo dei veneziani di esprimersi, di fare aggregazione e soprattutto di portare avanti una grande continuità, forse la tradizione più importante che abbiamo ancora attiva a Venezia, ed è quella del remo. Poi Giusto ha ringraziato gli organizzatori e ha lanciato un sentito monito a difesa della città. Un ringraziamento a tutti, ai regatanti soprattutto, nel nome di Venezia sicuramente, e avanti, perché finché ci sono i veneziani, Venezia è una città sicuramente che ha un futuro, spetta a noi decidere quale. Nella gara al secondo posto il viola di Riccardo Salviato e Nausica Cimarosto, al terzo il canarin di Nicolò Schiavon e Luisella Schiavon, al quarto il verde di Marino Almansi e Cristina Montin. Giudice di gara Vittorio Orio, presidente di giuria Luisella Marzi, prima giudice donna nei 42 anni di regate della Biribiri, Tino Fonger e Fabio Dal Gesso. È una delle feste tipiche veneziane, qua non ci sono stranieri, ci sono veneziani, ci sono rappresentanti di Tallinn, con il quale siamo gemellati, ci sono rappresentanti del Bangladesh, un amico che è venuto in rappresentanza del Bangladesh, però sono in rappresentanza, la maggior parte sono veneziani. Dopo le premiazioni, rinfresco per tutti con specialità veneziane, pasta e fagioli e bigoli in salsa, serviti in campo all'aperto. La regata si è svolta con la collaborazione del Comune di Venezia, del Porto di Venezia, di APV Investimenti, del Circolo Aziendale Porto di Venezia e conta sul sostegno di Ali Laguna e di Destre Grafica e Stampa, oltre che di negozi ed esercizi pubblici soprattutto nel sestiere di Canareggio. Bene, prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, in studio Amerino Zatta, presidente del Benetton Rugby, e Giovanni Grespane, responsabile settore giovanile Benetton Rugby. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Il nostro territorio nella giornata di venerdì 3 maggio verrà attraversato da una nuova perturbazione, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà instabile sin dal mattino, con piogge e locali temporali via via più diffusi un po' su tutte le province, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 16 e 22 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni piuttosto diffuse su tutto il territorio regionale, localmente anche forti. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 17 gradi. E il tempo risulterà instabile anche sul Trentino Alto Adige, dove avremo piogge e temporali dappertutto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi lascio in compagnia dei programmi della nostra emittente. Arrivederci.